L'Akragas riparte alla luce delle sconfitte a Matera e anche a Catania, adesso si vuole ripartire con un nuovo spirito, quale? No, lo spirito è di cercare di fare una grande prestazione, quello è lo spirito che ci deve sempre accomunare tutto l'ambiente. È normale che incontreremo una squadra che è in salute, però diciamo che i ragazzi stanno in crescita, quindi siamo fiduciosi. Ecco, anche nuovi acquisti presi tra i quali Pisani, intendete usarli nella prossima partita, nelle prossime partite? Ripeto, Andrea è in crescita, poi sta al mister decidere se vuole già adoperarlo oppure queste sono domande che dovete fare a lui. È normale che la cosa più importante è che lui non ha fatto il precampionato con noi ed è in crescita, questa è la cosa più importante. Ecco, nonostante questi ultimi esiti non proprio positivi, ci sono voglie di cambiamento soprattutto nella panchina, quali sono le sensazioni che si avvertono da parte dei ragazzi? No, è normale che c'è stato un percorso che magari ci sono state 2 sconfitte, però diciamo che quello che si vede in allenamento è che i ragazzi vogliono reagire, sono abbastanza determinati e la cosa più importante, vogliono fare una grande partita domani. Poi speriamo che la grande partita viene accomunata da un buon risultato.